Nino Di Giacomo, presidente della Pallavolo Aragona, questa serata qui dedicata al Memorial Pietro Murani, un evento già giunto alla sua seconda edizione, per te molto importante perché è anche legato a Pietro Murani da affetti non solo sportivi ma anche personali. Sì, hai detto bene, con Pietro proprio ci legava un'amicizia vera, sincera, che durava veramente tantissimo e che lo ricordo con tanto amore e con tanta passione. Lui era un appassionato di sport, in particolare della pallavolo. Quest'anno abbiamo organizzato la seconda edizione. Voglio ringraziare la società di Marsala, la società di Modica e la società di Lamando di Santa Teresa per averci onorato della loro presenza in questo allenamento congiunto che dà sempre spettacolo ai pochi appassionati che seguono le sorti di questo sport che purtroppo qua ad Agrigento negli ultimi anni, dopo che noi avevamo abbandonato la Serie A, e non hanno dei riferimenti, quindi abbiamo voluto fare un assaggino per vedere di riportare la pallavolo che conta di nuovo qua ad Agrigento. E ringrazio proprio la signora Marina che ci sostiene quanto Pietro in questa nostra azione sociale nei campionati che noi disputiamo. La Pallavolo Aragona si presenterà ufficialmente lunedì alla città con una manifestazione che si svolgerà ad Aragona. Con quali ambizioni affronterete questa nuova esperienza, questo campionato? Beh, come detto, noi stiamo cercando di fare una squadra dove quest'anno, partecipando alla Serie D, vorremmo recitare un ruolo di primo piano. Abbiamo un gruppo che lo scorso anno delle Under 14 che ci hanno dato delle soddisfazioni, che sono arrivate alla finalissima perdendo 3-2 con il Santa Caterina di Villarmosa. Su questa grossa fascia di ragazze abbiamo fatto l'innesto di tre ragazze importanti. Una addirittura proviene dalla Tunisia, una di Milano e una di Fano. E quindi ritengo che quest'anno, con appunto questi innesti di queste tre ragazze, la squadra può recitare un ruolo importante. Ecco, il campionato inizierà quando? Il campionato inizierà a fine ottobre e ancora non abbiamo notizie dalla federazione, ma sicuramente per vicinorietà ci aspettiamo di essere messi nel girone di Palermo e Trapani. Si giocherà qui ad Agrigento? Giocheremo al Pala Nicosia perché ancora la palestra di Aragona non è stata, ahimè, ristrutturata dopo 3-4 anni che è chiusa, ma noi ci troviamo bene qua ad Agrigento anche perché abbiamo noi una scuola di pallavolo di Agrigento che abbiamo 120 bambine di Agrigento che frequentano sia al Pala Nicosia che la scuola di Fontanelle, quindi è sempre qualcosa di grato che facciamo per le... Oggi il secondo memorial è dedicato proprio a Pietro Murani, una persona importante per la pallavolo Aragona che l'ha sostenuta per diversi decenni. Ecco, che rappresenta questo momento di sport per la vostra azienda? Ma sicuramente Pietro Murani, oltre ad essere un grandissimo amico, era un appassionato della pallavolo, è riuscito a portare la città di Palermo nell'alte classifiche della pallavolo, infatti in A1 credo che fosse. È un appassionato, poi ha sempre seguito anche la pallavolo femminile, soprattutto anche con l'Aragona, con Nino Di Giacomo, eccetera, eccetera. Per cui trovarmi qua e a rappresentare, diciamo, l'azienda, avere i ricordi di Pietro sicuramente è una grande emozione. Ecco. Sostenere lo sport quanto è importante? Ma sostenere lo sport è importantissimo. Io infatti quello che dico ai giovani è proprio di avvicinarsi allo sport, perché lo sport ha una grande funzione sociale, allontana praticamente dalla strada i giovani che potrebbero sicuramente intraprendere, diciamo, strade
sbagliate. La Lo vostra, sport aiuta tantissimo in questo. la vostra è un'azienda in continua ascesa, in espansione, un mercato non solo nazionale ma anche mondiale. Sì, la nostra diciamo è un'azienda leader a livello nazionale, siamo presenti nella grande distribuzione in tutta Italia, facciamo grandi investimenti, è un'azienda che è sicuramente anche quest'anno dai bilanci è in netta crescita.